Allora Adriana, finalmente hai trovato il gol, ti sei sbloccata, lo aspettavi da tanto. Sì, era da tanto che lo aspettavo, abbiamo fatto ancora già un po' di partite, non ero ancora andata a segno, ma sono contenta soprattutto per la prestazione della squadra, perché oggi siamo state veramente brave. Infatti proprio dal primo all'ultimo minuto vi siete impegnate tantissimo, è stata sicuramente una partita diversa rispetto contro l'Utterdam, comunque l'avete già chiusa nel primo tempo e questo è stato importante. Sì, sapevamo che erano un'avversaria molto tosta e consapevoli di come avevamo iniziato male la partita domenica scorsa, siamo entrati in campo con un'altra mentalità, convinti di far bene sin dall'inizio e è andata bene. Contenta dunque anche della prestazione della squadra, dicevi, ma sicuramente i meriti vanno anche a te stessa sicuramente. No, vabbè, sono contenta, quest'anno penso di aver giocato delle buone partite, mancava solo il gol, sono contenta che è arrivato e vorrei ricordare anche i 0 gol subiti e fare i complimenti alla difesa e a tutta la squadra in generale per come ci stiamo comportando. Prossima partita si giocherà la Coppa Italia di sabato, ricordando un po' magari i sabati di Serie A. Sì, è un po' inusuale adesso ritornare a giocare di sabato, però vabbè, è una partita importante che quella di Coppa non si sottovaluta niente, vogliamo portare a casa tutto quello che si può quest'anno. Anche perché è la stessa squadra che avete affrontato domenica scorsa. Sì, è una bella lotta, una squadra tosta, non molla niente, l'abbiamo affrontata domenica scorsa nel campionato e quindi sarà una bella sfida. Allora Giulia, 0 gol subiti, quella casella resta ancora ferma. Sì, siamo contente, alla fine questo risultato è sicuramente merito di tutta la squadra, dalla prima all'ultima, perché per arrivare a questo non è merito solo mio, non è solo merito del reparto difensivo, ma è dall'attaccante alla prima in panchina, insomma da tutte noi, quindi sono contenta. L'unico episodio oggi è stata quella parata, ti sei fatta trovare pronta nel momento giusto, al posto giusto. Sì, è stata una bellissima azione, l'attaccante ha tagliato fuori il nostro difensore che ci ha anticipato. Io ero molto fredda, devo essere sincera, però ho avuto la prontezza di andare giù nel momento giusto e fare insomma questa parata che mantiene questo 0 nei gol subiti. 0 come i gol subiti anche in Coppa, dove sabato affronteremo di nuovo l'Unterland ostico in campionato. Sì, l'Unterland è sicuramente una bella squadra e noi continueremo a imporre il nostro gioco come abbiamo sempre fatto. Ogni partita è comunque a sé e noi cercheremo di giocare al meglio possibile, anche perché appunto non è da sottovalutare nessuna squadra e poi insomma il risultato verrà da sé, come dice il mister, alla fine il risultato sarà solo il frutto della prestazione. Allora mister, 3 punti volevi, ricordando quello che hai detto la settimana scorsa, e 3 punti sono arrivati. Un ottimo primo tempo, un po' controllato ovviamente nel secondo, ma subito solo un tiro in porta. Sì, allora il Como ha dato del filo da torcere alla Riozzese non più di un mese fa e quindi sapevamo di affrontare una squadra giovane, però molto coriacea, molto combattiva e siamo stati bravissimi noi a entrare subito in partita, a dettare il ritmo del gioco e a chiuderle nella propria metà campo il primo tempo, quindi andare a riposo sul 2-0 è stata, non dico partita chiusa, però il secondo tempo è chiaro che un attimino cali i ritmi per gestire la partita e così abbiamo fatto. De Martini ha detto proprio rispetto a domenica siamo entrate con una mentalità un po' diversa, perché domenica magari c'era un po' di rilassatezza nel primo tempo. Sì, totalmente diversa, infatti l'ho detto alle ragazze, quasi sempre con le qualità che abbiamo decidiamo noi la partita, quindi se entriamo con la cattiveria e determinazione giusta non ce n'è per nessuno, se invece entriamo con la sufficienza, la superficialità che siamo belle e siamo brave rischiamo con tutte, quindi la differenza tra domenica scorsa e questa è stata l'atteggiamento mentale e il risultato si è visto, il gioco si è visto, la cattiveria si è vista da parte di tutte, dalla prima alla 17ª. Sabato si torna a parlare di Coppa Italia, ci sono gli ottavi, un atteggiamento che dovrà cambiare rispetto alla partita proprio di domenica scorsa, affrontando proprio di nuovo la stessa squadra. Sì, adesso sabato abbiamo il turno di Coppa Italia e competizione a cui ci teniamo, quindi abbiamo tutte le capacità e la voglia di andare avanti. Sappiamo che sarà una battaglia perché l'Unterland non viene qua certamente a fare una passeggiata e noi come tutte le partite le affronteremo al 100% e a 1000 all'ora. Con mister Gerosa analizziamo oggi la partita del Como contro il Vittorio Veneto. Mister,
qualcuno sborbottava in tribuna perché magari c'era un po' di eccessivo difensivismo nel primo tempo, perché nel secondo tempo è stato tutto un altro Como. Ma diciamo che sì, può anche essere, però voglio dare merito anche alla squadra che avevamo di fronte, per il Vittorio Emanuele. Secondo me oggi ci ha messo in grossa difficoltà, quantomeno nel primo tempo. Ha saputo interpretare bene la partita, meglio di noi sicuramente, e sicuramente in campo ho visto una grande determinazione da parte vostra, con un grado di esperienza superiore, maggiore al nostro. Questo penso che abbia fatto un po' la differenza, quantomeno nei primi 45 minuti. Poi nell'arco della partita, nel secondo tempo, abbiamo cercato di impostare la gara in modo diverso, abbiamo fatto anche un qualcosina in più, qualche trama di gioco in più, però bisogna dare merito alla squadra che oggi abbiamo affrontato, che è una signora squadra. Poi difatti nel secondo tempo la traversa subito, dopo neanche 30 secondi, poi quel tiro insidioso dove il Reginato ha parato a terra, però poco diciamo. Comunque sicuramente c'è da dire che anche il Como è una squadra giovane. Sì, è veramente. Il nostro programma è partito l'anno scorso con una squadra di ragazze giovani, 2000, 2001, 2002, 2003, e ci stiamo lavorando sopra, cerchiamo di farle crescere nel miglior modo possibile, anche attraverso queste partite, queste esperienze che comunque lasciano l'amaro in bocca per il risultato, però insomma c'è sempre un momento di crescita anche durante queste partite tra virgolette negative. E difatti questo è un aspetto importante, anche perché anche da lì è partito il Vittorio Veneto una decina di anni fa, quindi non c'è nulla da togliere, anzi ci mancherebbe. Sì, è vero, sappiamo che il lavoro è duro, è il lavoro che ho fatto quotidianamente, per adesso stiamo nell'era della semina, se saremo bravi a seminare bene poi nel futuro più prossimo cercheremo di avere dei risultati maggiori. Grazie mister e complimenti ancora. Grazie a voi, complimenti a voi.